Noi non siamo come loro, ma siamo stati trattati esattamente come loro, anzi peggio, data l'attuale situazione. Hanno affidato ad una lettera la loro rabbia agli amici di Francesco Bacchi, ucciso la notte tra sabato e domenica a Balestrate, nei pressi della discoteca Medusa. Funerali privati per evitare disordini e così tanti amici del giovane non hanno potuto assistere alle esequie. Ciccio è stato ucciso 2 volte, si legge, una volta da quell'essere immondo e la seconda volta dallo Stato, che ancora una volta ha voluto manifestare la sua forza approfittando della morte di un 19enne per scopi alquanto personali. Avete privato lui, si legge nella lettera, dell'essere salutato per come meritava, visto il ragazzo meraviglioso che era, e avete distrutto ancora di più la sua famiglia, noi amici e tutte le persone che lo amavano, non permettendoci di vivere il dolore in santa pace. L'autopsia eseguita ieri sul corpo di Bacchi ha certificato che devastanti sono risultati i traumi al collo e al torace, mentre i traumi in testa potrebbero anche essere frutto della caduta. I medici dell'Istituto di Medicina Legale hanno completato ieri l'esame autoptico, ma bisognerà attendere anche gli esami istologici per stabilire l'esatta causa del decesso, che sarebbe stato provocato, come emerge dal video, da 2 calci sferrati da Andrea Cangemi, il giovane di 20 anni, arrestato e indagato per omicidio preterintenzionale. Decapitato il gruppo di Picanello con 15 arresti ed altri 11 indagati, le attività criminali a Catania del clan Santa Paola Ercolano ruotano attorno al business delle estorsioni e dell'usura, sempre più attività redditizia del malaffare. La conferma arriva dal comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria Diego Serra, che ha firmato l'operazione Oleandro. Abbiamo riscontrato diversi casi di usura dove con un sistema abbastanza collaudato venivano imposti dei tassi usurari tra il 140 e fino al 350%. Si tratta di prestiti di piccoli tagli, un range compreso tra le 500 e le 2500 euro che venivano restituiti in rate settimanali o mensili. Estorsioni ed usura si confermano tra le attività redditizie da parte delle cosche. Diventano anche una forma di reinvestimento dei proventi illeciti derivanti dalle altre attività delittuose. In questo caso chiaramente si trasformano in un'ulteriore fonte di guadagno. L'economia catanese è compromessa da queste attività illecite? Ci sono delle situazioni dove cittadini piuttosto che imprenditori in difficoltà potrebbero in alcuni casi fare ricorso chiaramente a prestiti fuori dai canali ufficiali e questo diventa un pericolo per loro stessi ma anche poi per l'economia legale. L'operazione Oleandro dimostra che c'era una cellula ben radicata a Picanello, ma anche altre zone della città sono vittime, schiave di questa attività malavitosa. Uno degli obiettivi fondamentali di un clan o di un'organizzazione mafiosa è quella del controllo del territorio, pertanto c'è una spartizione del territorio tra i vari clan che insistono nella provincia di Catania. Il clan Santa Paola Ercolano è radicato non solo in città, ma le attività illecite si espandono anche in provincia. Le attività si espandono in ogni territorio in cui si possa fare del business, quindi non solo nella città metropolitana di Catania, ma anche nei comuni limitrofi. La Sicilia si avvia verso una stagione di azzeramento del disavanzo grazie alle maggiori entrate tributarie e al nuovo accordo con lo Stato che permette anche di diminuire il contributo della Regione alla spesa sanitaria. È soddisfatto il Presidente Renato Schifani nel presentare il rendiconto di un anno o poco più di attività di governo della Regione. Nel 2023 le entrate tributarie della Regione Sicilia sono aumentate di ben 1 miliardo 300 milioni, somma che destineremo a ridurre il disavanzo ereditato dal passato. Ma è evidente che questo trend è positivo, dà il segno di una ripresa economica. Se nel 2024 ciò dovesse ripetersi, destineremo queste ulteriori somme per l'abbattimento delle liste d'attesa, interventi sul sociale, ma anche manovre espansive che guarderà a creazione posti di lavoro guardando al mondo delle imprese. Ma Schifani risponde anche alle tante polemiche degli ultimi giorni, anche quando non riguardano direttamente l'attività del proprio governo, a partire dalla sanatoria edilizia approvata in commissione Arse. Quello che affronta un emendamento inserito nel testo non è un condono aperto e scriteriato, ma tende a rimediare a una confusione legislativa che ha determinato un limbo per gli immobili costruiti a 150 metri dalle coste fra il 76 e l'85, dice il Presidente. Non si tratta di un condono delle coste, ma molto più di un'operazione chirurgica, dice ancora Schifani, precisando comunque che l'argomento non riguarda il governo, ma più il Parlamento.
Tornando sulla questione proprio dell'esecutivo, invece sottolinea come l'accordo con lo Stato sblocca il percorso per le assunzioni e nel 2024 la Sicilia si doterà di nuovo personale. Nel complesso saranno 1252 i nuovi assunti nei prossimi 3 anni, i primi 655 posti saranno assegnati quest'anno, 262 nel 2025 e 335 nel 2026. Un lavoro che è iniziato ma che deve proseguire nei restanti 3 anni e mezzo di governo dunque. Infine, grazie alle ulteriori risorse disponibili, il governo si prepara ad ampliare la platea degli aeroporti verso i quali applicare lo sconto del 25% ai residenti in Sicilia e un ulteriore 25% in particolare a studenti e fasce deboli. Già in vigore per gli scali di Roma e Milano, la Regione sta facendo i conti e in primavera annuncerà a quali altre destinazioni del nord Italia sarà esteso lo sconto per abbattere il costo dei biglietti aerei. Per almeno 48 ore l'80% delle abitazioni di Messina resterà senza acqua. È stato interrotto questa mattina alle 4 il flusso idrico che dall'acquedotto di Fiumefreddo alimenta la città, così da poter dare il via ai lavori alla condotta che dureranno sino all'alba di domani. Ma per il ripristino dell'erogazione completa occorrerà attendere almeno sino a domenica sera per le zone della città tra il centro e la Riviera Nord, perché l'acqua verrà reimmessa nella condotta pian piano in pressione fino a quando, dopo le verifiche sul perfetto funzionamento, arriverà ai grandi serbatoi di Amam. Questi a loro volta potranno far ripartire la distribuzione alla città solo quando si saranno nuovamente riempiti. Questi lavori sono fondamentali perché stiamo intervenendo su una condotta realizzata negli anni '80 in cui non si è mai intervenuto e quindi sono lavorazioni che occorre fare e bisogna farle assolutamente con il distacco dell'acqua, quindi purtroppo creiamo un disagio, ma è sicuramente per avere un miglioramento nel futuro. La ditta ci sta confermando che siamo nei tempi, quindi entro le 24 ore finiranno l'intervento e quindi inizieremo poi con l'erogazione sabato pomeriggio per poi proseguire domenica e arrivare domenica sera ad avere una regolare distribuzione. Sono oltre un centinaio i tecnici impegnati sui fronti ai lavori all'altezza di Fiumefreddo, del torrente Savoca e di Fiume di Nisi, 10 gli interventi programmati, più altre 7 operazioni minori su impianti e reti e quello più complesso del serbatoio Montesanto, dove dovranno essere sostituiti 15 metri di tubazione, predisposto un piano straordinario di supporto ai cittadini con autobotti mobili e di punti fissi di rifornimento. Anoressia, bulimia, binge eating, disturbi alimentari che travolgono sempre più giovani. Secondo i dati del Ministero della Salute, ad ammalarsi sono i ragazzi sotto i 14 anni. Negli ultimi 2 anni l'aumento è stato del 30%, in Sicilia 37.000 i nuovi casi. E oggi pomeriggio anche a Catania, come in altre piazze italiane, i presidi per accendere l'attenzione sul fenomeno, con le testimonianze di chi sta soffrendo di questi disturbi. Avevo 17 anni. Questo perché solitamente l'età d'esordio si attesta durante l'adolescenza, ma sappiamo che da dopo la pandemia il numero di malati di questi disturbi si è abbassato rovinosamente, andando a colpire bambini. E non solo l'età si è abbassata, ma sono tantissimi adesso i maschi, i ragazzi che si ammalano di queste patologie. La Regione resta comunque ultima per offerta assistenziale, 7 i centri dedicati, 3 i day hospital e nessuna struttura di accoglienza. E così le famiglie sono costrette ai viaggi della speranza in altre regioni. I costi sono assolutamente improponibili per una famiglia, perché noi parliamo di cure che circa sono di 6 mesi anche un anno, quindi voi immaginate le spese che dovrebbe sostenere una famiglia per mantenere qualcuno ricoverato in strutture che hanno un costo medio di circa 300 euro al giorno. E in genere quando si va fuori si va con un'autorizzazione regionale. La Regione quindi copre i costi del ricovero e, come si capisce, sono costi passivi incredibili. L'azzeramento del Fondo Nazionale per il contrasto ai disturbi dell'alimentazione del governo nei giorni scorsi aveva fatto insorgere pazienti e associazioni. Così il ministro Schillaci è intervenuto e ha stanziato 10 milioni nel decreto milleproroghe. L'immagine simbolo è stata da noi documentata poco prima della scorsa ricorrenza dei defunti, con un grosso pneumatico lasciato tra le tombe. Poi la corsa contro il tempo per rendere accogliente il cimitero di Catania in vista dell'1 e il 2 novembre, dove per la verità è stato restituito alla collettività un camposanto più decoroso rispetto al passato. Ora,
il cambio di passo dell'amministrazione Trantino, che fin dal suo insediamento lavora per recuperare anni di abbandono e di approssimazione. Stiamo provando a risolvere quelle che sono le numerose difficoltà, lacune del cimitero monumentale di Catania. Lo abbiamo fatto prevedendo quella che è un'attività di pulizia straordinaria, di sanificazione specializzata ogni 15 giorni dei locali di deposito e degli uffici comunali. A breve partiremo a febbraio con la ristrutturazione dei bagni e quindi l'attività verrà estesa anche su questi. È un intervento importante di ristrutturazione, è stato previsto sia per l'obitorio centrale con 300.000 euro di risorse che verranno utilizzate da fine febbraio, e un intervento sugli uffici, sui depositi del cimitero invece di San Giovanni Calermo. Le operazioni verranno effettuate ogni 15 giorni da una ditta in stretto contatto con la direzione servizi cimiteriali del comune, che provvederà a segnalare eventuali specifiche richieste di intervento. I lavori principali riguardano l'obitorio di via Acquicella, mentre a metà febbraio partirà la ristrutturazione totale dei servizi igienici. L'attuale condizione di stallo in cui versa l'ambizioso progetto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 preoccupa e non poco anche gli imprenditori agrigentini. Tra ritardi e polemiche nell'approvazione dello statuto della costituenda fondazione, che dovrà gestire tutte le iniziative che saranno organizzate per valorizzare il prestigioso titolo ottenuto, Agrigento rischia concretamente una ribalta negativa a livello internazionale, con inevitabili ricadute altrettanto negative in termini di afflussi turistici e recensioni culturali. Il tempo passa velocemente e non siamo certamente a posto, non siamo pronti per una delle iniziative più importanti, quella che può cambiare il volto dell'economia della nostra città, perché non è solo l'anno 2025 della Capitale della Cultura Italiana, ma è l'onda lunga che riusciremo, se saremo bravi, a sfruttare, trasformando la nostra città da un turismo prettamente balneare a un turismo da città d'arte. Utilizzare questo 1 milione di presenze che la Valle dei Templi fa, cercando di aumentarlo. Bergamo e Brescia nell'ultimo anno ha aumentato del 50% le presenze, quindi per noi significherebbe un risultato di almeno 500.000 presenze in più. Il dossier di candidatura prevede opere in corso da realizzare per un totale di 150 milioni di euro, con l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche del 30% rispetto al 2019. Ad Agrigento nessun cantiere è stato ancora avviato e Vittorio Messina si rivolge alla classe politica. Un appello dunque alla politica, soprattutto all'amministrazione comunale, che si attivi prima possibile, che metta e dia le possibilità e le condizioni per poter sviluppare Agrigento Capitale della Cultura. Anche la stampa nazionale ha puntato i riflettori su Agrigento 2025, paventando il rischio flop a causa dei gravi ritardi e delle tante critiche insorte intorno alla macchina organizzativa. Dopo una settimana intensa, per un paio di giorni, il Catania mette da parte il calciomercato. C'è da pensare al campionato, che domani presenta una gara ad alto grado di difficoltà per i rossazzurri, perché nascosto dietro il nome non altisonante, il Picerno è una delle rivelazioni di questo torneo, una squadra in grado di viaggiare nelle zone alte della classifica dall'inizio della stagione, che ha dimostrato sul campo di meritare il secondo posto del girone. Una squadra forte, con dei giocatori importanti, un allenatore bravo che riesce a farli giocare bene, che sta facendo un grande lavoro, e una società strutturata alle spalle che ama programmare e non improvvisare, quindi questo è sicuramente un dettaglio che in Serie C fa la differenza. Sarà una partita difficile perché giustamente, come hai detto te, giocano sempre a ritmi importanti, lo fanno ancora di più quando giocano in casa. Noi dobbiamo essere bravi a entrare subito nel contesto di quel campo, di quella struttura. Poche indicazioni sulla formazione, anche considerare Di Carmine e Costantino punti fermi. Per Lucarelli è riduttivo, perché ha detto devono esserlo tutti. Il 4-2-3-1 o la difesa a 3 sono i moduli che il tecnico sta provando. Per la gara di domani non avrà Bois, che non ha recuperato, e Rapisarda ha svolto solo ieri il primo allenamento, quindi è da valutare. Il calcio d'inizio di Picerno Catania alle 16:15, ma su Telecolor dalle 15:45 partiranno 3 ore live con diretta stadio, collegamenti dallo stadio Curcio, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855.